Sa, prova. Jolly 22, Letojanni 21, Muro della Jolly 23-21. Intanto ci scusiamo, abbiamo avuto un bel po' di problemi tecnici. Abbiamo ristabilito il collegamento a fine set in pratica. 23-21 è il punteggio. Al servizio Fabio Remo. Purtroppo abbiamo fatto perdere agli spettatori un set accesissimo, Renato. Intanto riceve Letojanni, giocata con il primo. Altro muro della Jolly, 5 fronti. Boscaini non riesce a riprendere la palla. 24-21. Purtroppo non siamo riusciti a ripristinare il collegamento in tempo per farvi gustare questo splendido primo set. Speriamo che sia tutta la partita all'insegna del primo set. Ottima la battuta spin di Remo. Muro, ma non c'è autocopertura. Solitario Dionisio Di Pasquale in questa occasione, però c'era, non poteva fare altro. Spilliti al servizio. Simone Puntorieri a ricevere. Dionisio Di Pasquale. Schiacciata di Dionisio Di Pasquale che manda al cambio di campo sul 25-22. Forse è troppo forte l'audio. Purtroppo per i nostri abbiamo fatto perdere un set accesissimo. Speriamo che la linea tenga. Un set di fuoco qui al Palabonini che è tornato con il pubblico delle grandi occasioni, strapieno di gente. E quindi dicevamo, vi auguriamo intanto di nuovo una buona serata da parte mia. Gabriele Bonini al commento con Renato Gallo e Annalisa Gallo alla regia. Ricordiamo Jolly in quarta posizione in classifica, Letojanni prima in classifica. Le due squadre si distaccano solamente di 4 punti. Quindi per la Jolly di mister Tomasello è importantissimo vincere questa partita. E intanto faccio notare una cosa, che il nostro canale YouTube ha raggiunto i 606 iscritti, quindi salutiamo tutti i nostri iscritti che ci seguono. Stiamo vedendo la classifica, è quella aggiornata, vero? Sì, con la Jolly quarta a 21 punti, prima Letojanni a 25 punti. Vabbè. Letojanni che settimana scorsa ha giocato il turno di Coppa Italia Serie B. Jolly invece che ha riposato, tutte le squadre hanno riposato, appunto perché c'era il turno di Coppa Italia a fine giugno è andata. Questa è la prima giornata di ritorno del campionato Serie B nazionale maschile. Questo è il girone H.
E intanto le due squadre tornano in campo qui al Pala Bonini. Pronte per il secondo set. Jolly che si schiera con il solito 6. Quindi centrali Diana e Orlando. Schiacciatori è opposto. Dionisio Di Pasquale, Fabio Remo e Francesco Pugliatti che adesso è al servizio. Simone Puntorieri, il libero, e l'alzatore Marco Pugliatti. Marco che adesso alza verso suo fratello Francesco. C'è la risposta del Letojanni. Marco sceglie la pipe con Dionisio Di Pasquale che viene murato. Pallone che cade sulla linea del campo della Jolly. E quindi primo punto Letojanni. Letojanni invece è schierato con la formazione iniziale. Quindi schiacciatore Torre assieme a Boscaini, capitano Schifilliti, palleggiatore numero 6, poi Saraceno l'opposto, e i due centrali Arena e D'Andrea, il libero Cavalli. Fortissima la schiacciata del Letojanni. Francesco Pugliatti schiaccia il pallone, per lui era un po' basso. Sì, troppo arretrato il pallone, Gabriele. Quindi 2-0 per la Jolly, per Letojanni, volley Letojanni. Servizio con Arena. Attacco centrale della Jolly, messo a segno il primo tempo con Peppe Orlando. E accorcia le distanze la Jolly, 1-2. Remo al servizio, spin Forte. per lui su Boscaini. Oh. E poi il numero 4. Combinazione con il Torre. centrale D'Andrea che porta il muro fuori tempo, interviene il numero 4 Torre. Esatto. Quindi terzo punto per Letojanni. Pallone flottante su Dionisio Di Pasquale. Dionisio Di Pasquale a schiacciare Schifilliti, non poteva fare nulla su questo attacco veloce di Dionisio. E la Jolly che torna a -1. 2-3, quindi il punteggio di questo secondo set. Peppe Orlando al servizio. Tra l'altro i genitori di Peppe Orlando sono presenti oggi al Pala Bonini. Solitamente ci seguono in diretta. Intanto Letojanni che conquista il quarto punto. Non è riuscito Francesco Pugliatti a tenere in gioco il pallone. Adesso al servizio Torre per Letojanni. Dionisio Di Pasquale, errore in ricezione. 2-5 quindi il punteggio. Stavolta riceve bene Dionisio Di Pasquale in combinazione. Stefano Diana con il suo alzatore mette a terra questo pallone con un colpo leggero. 3-5. E adesso Jolly in +1. Marco Pugliatti quindi al servizio. Oh! Il numero 4 Torre, cacciando le braccia, colpisce il pallone e si dispera. 4-5. Sfortunato qui Torre. Stava cacciando le braccia dato che il pallone sembrava fuori. Marco Pugliatti colpisce troppo forte questo pallone e quindi altro break del Letojanni. 4-6. D'Andrea il centrale al servizio. Su Dionisio Di Pasquale. Ciccio Pugliatti
buca il muro di Beppe Boscaglini, palla out. Quindi Jolly che si riporta a -1 ed è pronto Dionisio Di Pasquale, come sempre da fondo campo. Sì, Dionisio, la sua battuta rapida. Ecco che batte subito sul libero Cavalli. Beppe Boscaglini, mani out sì, sulle mani di Francesco Pugliatti. ricordiamo Peppe Boscaini, l'ex della partita, ha giocato con la Jolly qualche anno fa. Spin del servizio delle Toianni, schiacciaforte ma tocca il muro. Poi Peppe Boscaini, c'è il muro ancora della Jolly, Cavalli in bagger rovesciato, cercato ancora Peppe Boscaini, altro muro della Jolly 5 fronti, Cavalli, un pallone basso per Peppe Boscaini che poteva solamente appoggiare questo pallone, ben piazzato il muro della Jolly, fa cadere il pallone alle spalle del muro avversario, quindi si riporta a -1 la Jolly 5 fronti. Ricordiamo il primo arbitro Cerchiari Luca, secondo arbitro Tiziani Maristella. Peppe Boscaini cercato ancora una volta dalle Toianni, stavolta si cambia lato, ancora muro della Jolly 5 fronti. Eh sì, invasione, calpesta la linea il giocatore delle Toianni, sbracciava mister Tomasello per farsi notare, per chiamare questo fallo. Alla fine il secondo arbitro lo fischia. Jolly che pareggia. Diano al servizio. Pallone teso. Pallone un po' così. Ricevuto non bene da Marco Pugliatti, Renato, se non mi sbaglio, su questa schiacciata delle Toianni. E passa di nuovo in vantaggio la formazione ospite. Peppe Boscaini al servizio, non bene la ricezione della Jolly, la schiacciata di Ciccio Pugliatti. Tocca il nastro. L'alzata in bagger di Fabio Remo. Salutiamo Stefano che ci sta seguendo in macchina o in pullman. Forse dove gioca? Non lo so, però ho visto prima durante lo spezzone su Facebook che si sono collegati un paio di giocatori del Palmi, quindi salutiamo tutti quanti. Una ricezione un po' così del libero della numero 4 Torre, e infatti l'altezza, Gabriele, del numero 4 è da torre. Una torre. Passa di nuovo in vantaggio il Letoianni, servizio Arena. Su Dionisio Di Pasquale, buona primo tempo. Bella la combinazione dell'Orlando Furioso. Ottima intesa tra Marco Pugliatti e Peppe Orlando, era giusto? Dove pari quindi il punteggio? Fabio Remo in spin. Schiacciata molto forte di Nicolosi. Non riesce a contrastare muro 1 di Dionisio Di Pasquale. La gioca la Jolly, schiaccia Dionisio Di Pasquale toccando il muro, stavolta a Letoianni, ma risponde Francesco Pugliatti. Dionisio Di Pasquale chiamato in causa, viene murato, monster block del Letoianni, altro break
per la formazione siciliana. Servizio di Schifilliti, riceve Dionisio Di Pasquale, all'indietro Marco Pugliatti per suo fratello che schiaccia un pallone fortissimo in diagonale, non riesce a tenerla in gioco Schifilliti. Palla schizza a fondo campo. Battuta e risposta della Jolly, 10-11. Peppe Orlando si coordina male con questo servizio e di nuovo avanti di 2 Letojanni. Torre al servizio per Letojanni, riceve Dionisio Di Pasquale. Che giocata, che giocata! Questa palla Marco Pugliatti dirigendola verso il suo centrale, che tocco di campane. Grandissima giocata di Marco Pugliatti. Marco che ha avuto un'esponenziale crescita nel corso di questi 2 anni alla Jolly. Adesso lui al servizio, riceve Torre, tacco centrale, c'è la copertura di Marco Pugliatti, Francesco Pugliatti c'è a difesa a schiacciare fondo forte. campo del numero 4 Boscaini, la stessa risposta di Fabio. Dionisio poi Di Pasquale. Dionisio mette a terra. Dionisio Di Pasquale, abbiamo visto belli Bella scambi, partita, begli scambi, bei scambi tra le due squadre. con Torre a fondo campo che difende e dalla parte opposta Fabio Remo che risponde. 12 pari. Torna al pareggio la Jolly, ha chiamato time out coach Rigano per la sua squadra. Squadre pronte a rientrare in campo. Marco Pugliatti raccoglie il pallone, pronto per il suo secondo servizio, secondo turno di servizio. Salutiamo Domenico Laurendi che a casa ci sta seguendo. Tanto Letojanni, muro della Jolly dopo l'attacco di Boscaini, colpo leggero poi da posto 2 e Francesco Pugliatti mette a terra alle spalle del muro avversario. Jolly che passa in vantaggio. 13-12. Ancora Marco Pugliatti al servizio. Pallone teso, riceve Torre. Schifilliti, Boscaini. Muro senza muro. Vola. Hai visto quanto è saltato? Ed era anche in posizione più centrata centrale, sì, rispetto alla solita. E colpisce forte Peppe Boscaini. 13 pari. Posso dire che Peppe è stato mio allenatore ai tempi delle under. Duello aereo. Fallo del Jolly. Sì, era di seconda linea. Sì. 13-14, quindi passa in vantaggio Letojanni. Chiama time out stavolta mister Tomasello per la sua Jolly. E ricordo ancora una volta che il Palabonini oggi è strapieno rispetto al solito. Giustamente è arrivata la prima classifica al Palabonini e il pubblico cinquefrondese si vuole far sentire.
pronto a sostenere la sua squadra avanti di un set 1-0, dietro di un punto in questo set, nel secondo set, 13-14, squadre che sono rientrate in campo in questo momento. Servizio Letojanni su Simone Puntorieri, Marco Pugliatti, attacco centrale con Stefano Diana, pallone che viene recuperato, Boscaini mette una mano, Marco Pugliatti, tocco di nuovo del muro, numero 3. Fabio Remo, non ce la fanno, non ce l'hanno fatta. Quanti tuffi nel campo della Jolly, si lotta e si suda su ogni pallone, giocatori pronti a dar tutto, ed ecco che si ripete il cambio nella Jolly, esce Francesco Pugliatti, entra Raul Spanò. Si è visto nel primo set questo cambio, voi non l'avete potuto vedere purtroppo. Raul Spanò è stato anche protagonista di un ace in zona fondamentale, se non mi sbaglio ha ottenuto il 23esimo punto della Jolly dello scorso set, 23-20. Simone Puntorieri riceve questo pallone, Marco Pugliatti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Sale Dionisio, si coordina benissimo Dionisio su questa schiacciata, torna -1 la Jolly. Rientra Cavalli. Cavalli Torre, no, Cavalli Boscaini, sì, Torre in ricezione, forte riceve Torre, questa volta di Dionisio Gabriele, ed è out, la schiacciata del numero 7 Arena. Sì, Dionisio che ha forzato stranamente il colpo al servizio, solitamente vediamo la spin per lui, e di nuovo è come sempre no, è in, out. No, era in, out secondo l'arbitro, era in assolutamente. Vediamola. Non protesta la Jolly, ma manaccia Tomasello. Com'era nel replay, com'era Renato? Mi sembra out. Servizio spin del Letojanni, dice non benissimo Puntorieri, costretto alla free ball Remo. Attacco centrale, messo a segno dal numero 7 Arena, se non mi sbaglio. Sì, da Arena. Sì, quindi c'è 17. Nicolosi al servizio. I fischi dal Palabonini, riceve Simone Puntorieri. Remo, l'autocopertura di Arena. Sì, pallone a campanile, alza Simone Puntorieri all'indietro per Fabio Remo, tocco, che però non è tocco del muro, non c'è stato un tocco. C'è stato un tocco, c'è stato il tocco, infatti protesta anche la Jolly, questa volta l'ho vista. L'arbitro era lì davanti, 15-18, avanti di 3 per la prima volta in questo set il Letojanni. Chiama formazione il capitano Marco Pugliatti. Pronto al servizio il numero 3 Nicolosi, spin per lui, molto forte. Buona. Su Fabio Remo, la gioca in pipe. Marco Pugliatti verso Dionisio Di Pasquale, mette a segno un grandissimo punto alla Jolly. Bella ricezione di Remo, bella combinazione. 16-18, -2 Jolly. Stefano Diana al servizio, pallone teso, così questa ricezione, ma comunque poi punto del Letojanni, mani out. Chiedono la pestata, vediamo se c'è il replay, abbiamo già mandato, rimandalo.
Queste trombette che danno fastidio a No, Palabonini. è fuori. Peppe Boscaini all'indietro, Raul Spanò. Oh, buona la difesa del numero 3. Schiacciata di Torre, mette a segno all'incrocio delle linee. Ma tocca anche Pugliatti. Bella schiacciata di Torre a scavalcare il muro avversario. 16-20. Sì, azione partita da una bella difesa del numero 3 Nicolosi. Sto perdendo l'udito, Renato. Eh sì, c'è il papà dello Scugnizzu che ci sta facendo diventare sordi con sta bomba. È entrato nel frattempo il Giacomino Varamo, sì, sulla battuta a posto di dell'ex. Remo. Preso Ed di eccolo, mira. preso già. Op. Tentano una strana azione i giocatori della Jolly. Un pallone era basso per Sì, Marco Pugliatti, che cerca di sistemare questo pallone, poi all'angapet Peppe Orlando mette dall'altra parte il pallone. 5 le lunghezze delle Toianni. Peppe Boscaini che Di sta nuovo mettendo in una difficoltà la ricezione della Jolly. ricezione. Ed è 4 Murato tocchi. Arena. (17 a 21) quindi. Intanto Gabriele non ritorna Francesco Pugliatti, non lo vedo. È andato negli spogliatoi con il massaggiatore. Lunga di intanto la battuta di Raul Spanò. 17-22, zona clou per le Toianni. Arena al servizio. Giacomo Varamo Stavolta riceve bene. e Pipe, però bloccata dal nastro e difesa da Peppe Boscaini. Out la schiacciata. Chiedeva tocco. Chiede il tocco, ma era Nicolosi. insomma, sì. Tocco perché Peppe Orlando era intanto aumentato di 15 centimetri. 18-22, Giacomo Varamo Giacomino. al servizio. Oh. Bella questa schiacciata di Torre. Riccio singolare di Torre. 18-23. Se ne va il Letojanni in questo set. Out intanto il servizio del Letojanni. 19-23. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Quasi passe. Manda al set point il Letojanni. 19-24. Jolly che è calata in questo set. Nettamente un'altra intensità rispetto allo scorso set. Dionisio Di Pasquale riceve. Stefano Diana, c'è la copertura di Torre. Peppe Boscaini schiaccia forte e mette a segno il 25esimo punto che porta il primo set al Letojanni. Quindi 1-1 e palla al centro, come si direbbe nel calcio. Grande partita qui al Palabonini, alto livello tecnico. Ricordiamo la coppia arbitrale: primo arbitro Cerchiari Luca, secondo arbitro Tiziani Maristella, arbitri provenienti dalla Lombardia. E intanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, la nostra pagina Instagram, seguiteci anche lì, Edicola di Pinuccio, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it, trovate tutte le indicazioni in descrizione al video.
Intanto salutiamo tutte le 41 le persone che ci stanno seguendo. Mister Tomasello che nello scorso set ha fatto rifiatare Francesco Pugliatti inserendo al suo posto Raul Spanò. Sicuramente adesso rientrerà in campo, infatti è già pronto, come potete notare sulla sinistra. Vedremo se Letojanni effettuerà cambi. Squadre che rientrano in campo per la Jolly: Orlando, Remo, Pugliatti, Di Pasquale, Diana e Spanò. Renato, confermato. Sì, Spanò. confermato, perché Francesco Pugliatti purtroppo ha un problema, l'abbiamo visto andare negli spogliatori appena rientrato, è andato col massaggiatore, quindi piccolo infortunio per Francesco. Peccato. Entra come opposto Raul Spanò. Vediamo invece la formazione ospite. Numero 8 D'Andrea, numero 5 Schifilliti, numero C'è Cavalli, 9 Cavalli, sì. Numero 11 Boscaini, Torre, Nicolosi. Quindi solamente Nicolosi rispetto Nicolosi al c'è? primo set. Numero 8 D'Andrea. Dov'è Nicolosi? Sì, solo Saraceno non gioca, l'opposto titolare che ha iniziato la Nicolosi partita. c'è. Intanto riceve Dionisio Di Pasquale, primo tempo della Jolly. C'è Cavalli in copertura. Torre, tocco del muro. Tocca il muro della Jolly. Sì, tocca le mani di falangi di Marco Pugliatti. E come sempre parte in vantaggio Letojanni. Di nuovo su Dionisio Di Pasquale schiaccia forte, duello aereo, pallone che addirittura viene rigiocato e ancora un altro recupero, pallone ancora nel campo della Jolly, all'indietro Raul Spanò! Pallonetto da stuzia Raul, guarda qui che cosa ha fatto il giovane. Uno pari, non ci pensa due volte Gabriele, è spensierato Raul, il ragazzino dell'Under 18, giusto? Sì, alla mia età. Siamo alle finali o alle semifinali? 2002. Vabbè, ora non mi ricordo, poi ti dico. Boscaini riceve. Attenzione, Nicolosi ci mette una manina Marco Pugliatti, ma la palla finisce in campo. Quindi passa di nuovo in vantaggio Letojanni. Comunque stiamo vedendo recuperi ovunque, sì, in questa partita. Torre al servizio, jump lot per lui. Riceve puntorieri. Dionisio Di Pasquale, c'è il muro. Monster block, sta funzionando benissimo il muro del Letojanni. Break per la formazione ospite. E intanto aspetta. Cosa? È pronto Francesco Pugliatti, prossimo a entrare. Servizio Letojanni. Fabio Remo a ricevere. Sistema il pallone! Con forza, con grinta e rabbia. Tira giù questa palla. Mamma mia. Che primo tempo. Bravissimo Marco Pugliatti a sistemare il pallone. Altrettanto bravo Stefano Diana.
con questa schiacciata. 2-3. Marco Pugliatti al servizio. Attenzione, Boscaini, ma si Bravissimo. tuffa. Cosa c'è? Cosa è successo? Invasione? Se non mi sbaglio, sì. No? Il 6? Raul. Cosa sta chiedendo? Il secondo arbitro ha fischiato. Sta chiedendo spiegazioni a Dionisio Di Pasquale. Adesso anche mister Tomasello. Non si capisce. Non abbiamo capito. Ah, Invasione, Raul. invasione? Ci dicono dalla regia che c'è un'invasione. Vediamo. Vediamo il replay. E vabbè, ma deve passare tutto il piede. Infatti. Lì è sulla linea, non era quello. Comunque si gioca. Dionisio Di Pasquale viene murato, la prende Simone Puntorieri, ancora! Ancora Stefano Diana. Mentre se ne punto, attenzione, c'è Simone Puntorieri a terra dopo il recupero. 3-4 il punteggio. Simone Puntorieri a terra dopo il recupero. La spalla. Si è fatto male, sì. La spalla. La spalla. Dopo del recupero è caduto con la spalla. Questa è brutta. Molto brutta. Ai. Non ci voleva. Scende anche l'arbitro, ovviamente. Sta arrivando il medico. Medico della Jolly. Rialzano Simone Puntorieri. Peppe Orlando. Peppe Longo pure. È il medico. Portato via Simone Puntorieri. E quindi si riscalda Alessandro Santacroce. La Jolly ce li ha 3 liberi disponibili, ma purtroppo se ne possono convocare solo 2. C'è Luca Meleca con la casacca, con la divisa di gioco normale. Quindi in caso vedremo se mister Tomasello riuscirà a fare qualcosa. Ma la cosa più importante in questo momento è che Simone Puntorieri stia bene. 3-4. Entra quindi in campo Alessandro Santacroce. Speriamo. Auguriamo tutto il meglio a Simone Puntorieri. Gioco che è fermo in questo momento dopo l'infortunio di Simone Puntorieri. E quindi Alessandro Santacroce in campo, caricato dal capitano Marco Pugliatti. Forza Ale, fatti valere. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin forte, riprende il gioco qui al Palabonini. Copre Marco Pugliatti, la palla che però finisce out. 3-5. Break Letojanni. A servizio il numero 3 Nicolosi. Una spin la sua. Eccolo, ed è out. Si riporta a -1 la Jolly con questo errore al servizio di Nicolosi. 4-5. Diana al servizio, si ferma sul nastro, presa recupero dal giocatore. E Occhio Boscaini incrocia, mamma mia, proprio sulla riga dei 3 metri. Nonostante il muro a 3 della Jolly passa questa palla. Ha guardato prima di saltare. Esperienza di Boscaini. E ha tagliato. Altro break Letojanni, 4-6. Boscaini al servizio.
preso di mira Santa Croce, in bugger Marco Pugliatti, Fabio Remo, bravo Remo, mani out per Fabio Remo, Jolly che si riporta a -1. stiamo vendendo cara la pelle con la prima in classifica, la corazzata siciliana. Op! Cavalli Errore corre, di gestione, guarda che pallone. alzata da dietro, guarda. Sì, sì, sì. Marco Pugliatti alza un bel pallone, Tu di nuovo Cavalli a recuperare questa palla. schiaccia. Muro, autocopertura di Stefano Remo, di Fabio Remo. Stefano è sul pullman. Di nuovo il Muro che copertura. smorza. Oh, pallone un po' così. Free ball, vediamo come la sfrutta Leto Ianni, la sfrutta bene. Si tuffa lo Scugnizzo di Siderno. Troppo demoralizzata la Jolly, 5-7. È stato un brutto colpo l'infortunio di Simone Puntorieri. Guarda qua come si guardano i giocatori della Jolly, un po' disperati. Sì, con Francesco Pugliatti che ha dovuto l'intervento del Remo, copertura di Dionisio Di Pasquale, ancora Remo, monster block e Muro, altro monster block, 5-8. dicevo con Francesco Pugliatti, per cui c'è voluto l'intervento del massaggiatore. Si fa sentire il Palla Bonini, vuole ricaricare le pile alla Jolly di mister Tomasello. Arena al servizio, riceve Santa Croce, Marco Pugliatti, pipe per Dionisio Di Pasquale, non c'è tocco. Chiama time out mister Tomasello. Vedremo cosa dirà ai suoi l'allenatore Giacomo Tomasello. Jolly che è calata nettamente di concentrazione. Squadre che possono rientrare in campo sul 5-9. Secondo arbitro che è dal presidente Mario Ceruso per accertarsi, no, dal medico per accertarsi delle condizioni di Simone Puntorieri. Adesso medico che parla con la panchina della Jolly. Riceve Alessandro Santa Croce, Muro e tenta di lanciarsi lo Scugnizzu, ma non riesce a recuperare questo pallone. 5-10, 5 punti di distacco tra le due squadre, il più ampio vantaggio visto sinora. Arena sempre al servizio sul nostro libero. Santa Croce in bugger, Fabio Remo tiene bene in gioco il Leto Ianni, la schiacciata, si è tuffato lo Scugnizzu, è preso di mira, povero Ale, preso di mira sia in ricezione che con le schiacciate. 5-11. esce Fabio Remo, entra Giacomo Varamo. Cerca di caricarsi Francesco Pugliatti, riceve Alessandro Santa Croce, Francesco Pugliatti, altro ennesimo monster block e dub per il numero 4. Torre esulta con la dub. 5-12.
Chiama formazione Marco Pugliatti. Grande distacco. Jolly che non c'è più in campo. Al contrario, Letojanni che si conferma. Bisogna caricare la squadra e ci prova il Palabonini. Alessandro Bravo. Santacroce a ricevere. Oh, non si trova con Peppe Orlando, ma pallone che viene recuperato. Giacomo Varamo a schiacciare. Pipe di Boscaini. Out. Si abbassa Dionisio Di Pasquale e interrompe la serie positiva del Letojanni. Sesto punto della Jolly. 6-12. Giacomo Varamo al servizio, pallone molto teso, ricevuto bene però. E poi sfortunato il muro della Jolly. Sì. In questo duello aereo, pallone che carambola sulle mani del muro, poi tocca l'asta. 6-13. Schifilliti al servizio. Riceve Alessandro Santacroce. Attacco centrale di Peppe Orlando. Primo tempo ottimo della Jolly. Bravi Marco Pugliatti e Peppe Orlando. 7-13. Peppe Orlando al servizio, il centrale di Cetraro. Pallone su Boscaini. Schiacciata fortissima, Peppe Orlando tiene in gioco. Francesco Pugliatti tocca il muro, tocca più che altro il nastro. Poi la schiacciata di Nicolosi, messa a segno. 7-14, Jolly che non riesce a fare più di un punto consecutivo. 7 punti di distacco. Raul è pronto. Torre al servizio. Sì, Raul chiamato in panchina. Pallone teso, Santacroce riceve. Primo tempo con Stefano Diana. Ma ha toccato la rete Marco Pugliatti durante l'alzata. Anzi, mentre alzava e mentre scendeva. Gioco di parole. 7-15. Servizio Letojanni, pallone teso, riceve bene Santacroce. La palla su Dionisio Di Pasquale, poi il muro e la copertura di Stefano Diana in bugger che termina nell'altro campo. 7-16. Completamente fuori dal campo la Jolly in questo set. Time out chiamato da mister Tomasello. Squadre che tornano in campo. 7-16. Sta rientrando Simone Puntorieri, rimette piede qui nel campo del Palabonini. Gli applausi del palazzetto verso di lui. Ha il braccio dentro la felpa per tenerlo più immobilizzato possibile. 7-16. Pallone teso, riceve Alessandro Santacroce. Marco Pugliatti alza verso Dionisio Di Pasquale. C'è il tocco? No, non c'è il tocco. E quindi pallone out. Vantaggio di 10 punti del Letojanni. L'importante è che Simone
stia bene. Pallone teso e in ace di Torre, lasciano sfilare i giocatori della Jolly. 7-18. Mister Tomasello con la polo a maniche corte, si è appena cacciato la felpa. Riceve non bene Giacomo Varamo, schiaccia Francesco Pugliatti, la copertura di Cavalli, schiacciata e copertura di Diana. E monster block, l'ennesimo di questo set sulla schiacciata di Dionisio Di Pasquale. 7-19. Lo Petrone. Dominio totale del Letojanni. Sì, Lo Petrone che era stato chiamato da Mister Tomasello. Non so perché. Giacomo Varamo, errore in ricezione. Francesco Pugliatti schiaccia, ma sulla rete. Completamente svogliata la Jolly. 7-20. Cambio in vista. Sì. Esce doppio Francesco cambio ora, Pugliatti. mi sa. No, esce solo Esce Francesco Pugliatti ed entra Raul Spanò. Sembra strano vedere un dominio delle Toianni dopo errore intanto al servizio di Torre. Dopo un primo set combattutissimo qui alla Palla Bonini. C'è stato il crollo della Jolly dopo i aver due perso il infortuni secondo, dopo aver perso consecutivi. il secondo. Marco Pugliatti al servizio, teso. La gioca il Letojanni, muro 1 di Dionisio Di Pasquale, pallone che passa ed è anche in campo dopo il tocco del muro. 8-21. Questo set non è comunque tutto merito del Letojanni. Sì. Una Jolly che si è azzerata, si è trovata in difficoltà con Francesco Pugliatti per un infortunio. Successivo infortunio più grave del nostro libero, ha scompaginato tutto quello che è stato fatto in settimana, tutte le prove, tutti gli allenamenti. Gabriele Jolly al servizio con Dionisio Di Pasquale dopo aver ottenuto il punto. Pallone su Boscaini e Boscaini, muro Dorato. di Raul Spanò, out. Attacco parallela del numero 3 Nicolosi. 10-21. Ancora Dionisio Di Pasquale al servizio. In flot da fondo campo. Tesa su Boscaini. Sì. Primo tempo. C'è difesa. Raul Spanò che rimanda di là. Out però. Peccato. 10-22. Era bella l'idea di Raul Spanò. Sì, non ci sarebbe arrivato Cavalli, però è finita out. Spin, riceve bene Giacomo Varamo e schiaccia pure Giacomo Varamo, bravissimo, e mura pure Giacomo Varamo, bravo Giacomino, bravissimo, grandissima azione di un altro dei giovani della Jolly. 11-22, riceve una spin fortissima, schiaccia un attacco fortissimo e poi mura anche l'avversario Giacomo Varamo. Stefano Diana intanto al servizio. Boscaini che colpisce sulla spalla. Palla in tribuna dopo aver colpito la spalla di Diana. 11-23. Peppe Boscaini al servizio. Plot per Boscaini. Deve Varamo. Alza lo Scognizzu ed è murato di nuovo il muro della 11 Letojanni. Ha fatto una faccia a Varamo appena è stato murato, tipo mamma mia, non ci posso far nulla.
mirare alto sulle dita. Lui lo sfruttava il muro una volta. Ancora Boscaini, Set stavolta point. corto. Primo tempo, Boscaini a C'è coprire. invasione. Sì. C'è invasione. Di Peppe Orlando in discesa. E finisce E qua. quindi fine secondo set qui, terzo set qui al Palabonini. 11-25 addirittura. 2-1 per le Togliani. Sentite le urla dei tifosi del Palabonini al passaggio sotto il seggiolone dell'arbitro dei cinque frondesi. Quindi 2-1 per le Togliani. Questo scontro che annunciava spettacolo inizialmente, poi Jolly che si dimentica di scendere in campo, complice anche l'infortunio di Simone Puntorieri che ha dato una brutta botta alla squadra, il libero titolare della Jolly. Ricordiamo le Togliani prima in classifica, Jolly quarta in classifica, le due squadre si distaccano solamente di 4 punti. Intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social, la pagina Facebook Edicola di Pinuccio, lasciate mi piace, la pagina Instagram, seguiteci anche lì, sempre Edicola di Pinuccio, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it per tutte le news sul nostro territorio. Ho visto rientrare Luca Meleca che era convocato da schiacciatore con la maglia di Simone Puntorieri, maglia di libero. Non so se si può fare da regolamento questa cosa. Vediamo, c'è il secondo arbitro che dialoga con il mister Tomasello, almeno per utilizzare il doppio libero, quindi ricezione e difesa. Vedremo. Speriamo bene, continuo a ripeterlo per Simone Puntorieri. Speriamo che possa tornare ad allenarsi. Cosa? Ah, papà. Comunque le Togliani già pronto a rientrare in campo, solito 6, quindi Nicolose, Torre, Schifilliti, Arena, D'Andrea, Boscaini e libero Cavalli. Sì, quindi confermato anche in questo set Nicolosi invece di Saraceno. Ok, Meleca che si è rimesso la maglietta normale, non si poteva ovviamente cambiare il ruolo, anche perché nel referto ovviamente ci sono i 2 numeri di libero, Puntorieri e Santa Croce, quindi non si può cambiare. Quindi Luca Meleca continuerà a stare in panchina con la maglia normale della Jolly, la maglia regolare, e unico libero Alessandro Santa Croce, che completerà il set iniziale della Jolly assieme a Stefano Diana, Francesco Pugliatti, Marco Pugliatti, Peppe Orlando, Francesco Dionisio rientra. Di Pasquale e Fabio Remo. Partirà la Jolly al servizio.
Vediamo cosa ha da dire Marco Pugliatti all'arbitro. Chiede l'avvicinamento all'arbitro per mister Tomasello. Sì, per il mister Tomasello mi sa. Cartellino giallo. 2, che vuol dire 2? Ha mimato al 2? Per Peppe Orlando forse. Se ha fatto il numero 2 con le dita l'arbitro, evidentemente voleva ammonire a Peppe Orlando. Possibile? Però è stato richiamato mister Tomasello. Clima teso in questa partita. Ricordiamo coppia arbitrale lombarda. Ora mister Tomasello dice di giocare. Marco Pugliatti ha chiesto formazione. Si tengono caldi intanto i giocatori del Letojanni, si tengono in movimento, altrimenti si raffreddano. Tesi i giocatori della Jolly, si vede, tutti quanti a parlare, a discutere con l'arbitro. Partirà Santa Croce dietro con Marco Pugliatti e Dionisio Di Pasquale al servizio. Stabilita quindi la formazione di partenza della Jolly. Un po' di confusione. Si riparte al Palabonini, fischia il primo arbitro Cerchiari. Dionisio Di Pasquale in ace di Dionisio Di Pasquale. E stavolta è la Jolly a partire con il vantaggio. 1-0 per la formazione di casa. Ancora Dionisio Di Pasquale. Pallone su Peppe Boscaini. Schifilliti. La alza verso Torre. Tocca il muro della Jolly. Dionisio Di Pasquale. Ciccio Pugliatti ottiene il money out. E la Jolly adesso chiama al rapporto i suoi tifosi. Tutti a sbracciarsi. Vantaggio di 2 punti. Break Jolly. E si fa sentire il Palabonini. Servizio ancora di Dionisio Di Pasquale. Non un'ottima ricezione di Torre. Doppia. Torre a schiacciare. Tocca il muro della Jolly. Non c'è copertura. Protesta. C'era una doppia protesta anche Dionisio pubblico, per la doppia. sì, per una doppia del libero. Cavalli. Ma ormai sappiamo, Renato, che lasciano correre gli arbitri sulle doppie. 2-1. Oh, zona di conflitto, recupera Francesco Pugliatti. Free ball, vediamo come la sfrutta Letojanni con un colpo molto forte di Torre. Ristabilita la parità 2-2. Ecco che al servizio per Letojanni. Ecco che adesso la Jolly deve cercare la risposta a questo 2-2. Santa Croce, non bene. Fabio Remo. Oh. Muro della Jolly. Sì. Stefano Muro. Diana. Master block. Questo ci voleva. 3-2. Ci rimangono un po' male di questo muro i giocatori del Letojanni. Stefano Diana al servizio. Riceve Torre. Primo tempo non ce la fa la Jolly a riprenderla su questo intervento di D'Andrea. Ha toccato Stefano Diana, non è riuscito ad alzare questo pallone. 3 pari. Servizio di Torre, flot per lui, riceve Alessandro Santa Croce, però il pallone termina nell'altro campo e saltano i giocatori del Letojanni, schiacciano e ottengono il quarto punto. 3-4. La tensione è tanta per Alessandro Santa Croce e si vede. Deve restare calmo, tranquillo e giocare come lui sa fare. Questa volta fortunato al servizio del Letojanni, tocca il nastro e manda in controtempo Alessandro Santa Croce. 3-5, break Letojanni. Servizio ancora di Torre, stavolta a fil di rete si ferma la palla
4-5. Non gli riesce di bissare il colpo. Francesco Pugliatti, out il servizio di Ciccio Pugliatti. Quattro 6, altro break del Letojanni. È pronto D'Andrea, il centrale al servizio. Vediamo se batteranno sullo scugnizzo. Eh sì, stavolta tiene. Non ci arriva nessuno sul secondo tocco. 4-7. Ormai la tensione, Gabriele, di Alessandro lo fa continuamente sbagliare. Dionisio Di Pasquale, arriva su questo pallone Marco Pugliatti. Fabio Remo schiaccia come può. In bugger Letojanni, out. Il colpo di Nicolosi. Ha tentato questa parallela e può respirare la Jolly. 5-7. Sempre avanti di 2 Letojanni. Fabio Remo, spin per lui, out. Colpisce male. Colpisce male il pallone Fabio. Ma è uscita di pochissimo fuori, Gabriele. 5-8. Nicolosi pronto per la sua spin. Riceve bene Alessandro Santacroce. Dionisio Di Pasquale, c'è la copertura di Nicolosi. Peppe Boscaini che mette in causa Murato, Peppe Boscaini. Monster block Jolly. 6-8 e si carica la squadra 5 frondese. Peppe Orlando al servizio. Pallone teso. Peppe Boscaini che si propone. Mamma mia, Peppe Boscaini. Rimane in aria. Sembra avere dei palloncini legati alle spalle. Mamma mia che ha fatto. Gioca in maniera tesa questa azione Letojanni. Tutto merito di Peppe Boscaini. 6-9. Adesso proprio Boscaini al servizio. Riceve Alessandro Santacroce. Primo tempo. Murato. Stefano Diana. E poi pallone che carambola via. 6-10. 4 punti allunga di distacco. Peppe Boscaini batte subito. Primo tempo di Stefano Diana, ma il Letojanni recupera anche questa e recupera anche questa. Ciccio Pugliatti, Marco Pugliatti, Dionisio Di Pasquale. Cavalli. Altra copertura. Free ball, però difficoltà nella Jolly. Prende pure questa il Letojanni. Pallone rimandato di là. Alessandro Santacroce. All'indietro Marco Pugliatti. Ciccio Pugliatti. Ancora la gioca il Letojanni. Pallone un po' doppio quello. Passa per Nicolosi, non può intervenire. Sì. Marco Pugliatti. Pipe di Fabio Remo. In bugger. Boscaini, guarda che azione rocambolesca tra le due squadre. Torre, tocco del muro, non ci arriva. Lo scugnizzo di Siderno che si era disteso su questa palla. 6-11. Lungo scambio tra le due squadre. Alla fine vince Letojanni. Stanco. Sì. Torre. Fossi il Tomasello chiamerei un time out. Chiama formazione invece Marco Pugliatti. Stanchezza e tensione, Gabriele, anche nella Jolly. I muscoli si irrigidiscono. Intanto Peppe Boscaini al servizio. E buca Dionisio Di Pasquale.
7-11. Dopo una bellissima alzata in salto, in volée. Stavo notando che Peppe Boscaini lancia la palla prima del fischio dell'arbitro. Non so se si può fare questa cosa. Nicolosi è out. Smanaccia Nicolosi questo attacco. 8-11. Marco Pugliatti al servizio. Tesa su Torre, primo tempo ed è out, è in. È in. L'angolino non lo vedo. Infatti il pallone sembra nettamente in. Eccola, l'abbiamo rivisto anche dal replay. 8-12. Out questo servizio. Pallone che era sceso all'improvviso di poco fuori, di pochissimo. Se fosse stata una spin sarebbe stata sulla linea. Sì. 9-12. Ha chiesto formazione Letto Ianni, coach Rigano che chiede testa ai suoi. Rigano che ha avuto esperienza anche in A2. Dionisio Di Pasquale al servizio, out. Colpisce molto forte questo pallone. 9-13. Servizio di Schifilliti. Out. 10-13, si gioca di palloni out ed è qui che si vede anche la stanchezza delle due squadre. Per la Jolly più che altro è una stanchezza psicologica, invece per il Letojanni è una stanchezza fisica. Stefano Diana al servizio, riceve Cavalli dall'altra parte, muro della Jolly. Di nuovo ancora lì, copertura di Marco Pugliatti. Stefano Diana in bagger. No, Francesco Pugliatti sbaglia questo attacco. Doveva appoggiare in palleggio, la palla era bassa. Lui sceglie di schiacciare. Tutte le palle che ha avuto in quel modo le ha mandate tutte a rete. Sulla rete. Non le deve forzare. Questi errori ti giocano una partita. Bene. Questa invece le manda sempre giù. Sì, infatti. E questa è la palla per lui. Ed è di questo che si deve servire alla Jolly. 11-14. Ancora 3 i punti di distacco tra le due squadre. Pugliatti al servizio, Francesco Pugliatti. Su Boscaini. E Boscaini viene servito nella sua solito volo d'angelo. Mamma mia. Quando gli arrivano questi palloni a Peppe Boscaini è impossibile fermarlo. Lui nelle ricce singolari è troppo forte. Riceve e attacca con una facilità unica. 11-15. D'Andrea al servizio. Santa Croce riceve e primo tempo bellissimo con Marco Pugliatti che alza all'indietro per Peppe Orlando. Una combinazione molto rapida. 12-15. Fabio Remo in spin. È fortissimo questo attacco, ancora lui, Peppe Boscaini. Sempre il solito attacco. 12-16. Ha una rapidità unica Peppe nella schiacciata. Guarda come gira veloce il braccio e come sta in aria. Secondo me fa delle iniezioni di aria dentro le ossa.
c'ha le ossa cave completamente vuote, non ha midollo, e ci hanno infilato dentro Elio. 12-16 punteggio, ha chiamato time out mister Tomasello. Difficile per la Jolly colmare questo gap. Solo un miracolo sportivo potrà succedere qui al Pallabonini per poter vedere la Jolly vincere questo set. Riceve bene Alessandro Santacroce, una palla che sembrava destinata sulla linea. Dionisio Di Pasquale schiaccia il muro, era staccato dalla rete e poi pallone che si è insaccato. Se fosse stato un po' più attaccato alla rete sarebbe stato un monster block. 13-16, Peppe Orlando al servizio. Si fa sentire il Pallabonini. Mamma mia, ancora lui, ancora lui. Peppe Boscaini, mostruoso, 13-17. Jolly che non riesce a bloccare lo schiacciatore del Letojanni. E Letojanni che ovviamente continua a servirlo. Adesso lui al servizio su Alessandro Santacroce. Primo tempo e doppia. Dopo il pallonetto in primo tempo di Stefano Diana. 14-17. Marco Pogliatti, pallone teso su Peppe Boscaini, attacco centrale. Anche questo con Arena. Vedi, nonostante la stanchezza fisica, continua ad attaccare bene Letojanni. Lo fa da ogni parte del campo e la Jolly non riesce a contrastare. 14-18. Riceve Alessandro Santacroce, Marco Pigliatti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Muro, servito Torre, parallela, buca da ogni parte il Letojanni. 14-19. Francesco Pogliatti, palla spinta, sì, palla spinta, tocca anche il muro avversario. 15-19. Chiamato in causa Lopetrone, serie 5 pronte, impegnato nel torneo di Under 18. Spin di Massimiliano. Lopetrone out, peccato. 15-20. Rimane out Dionisio Di Pasquale, rimane dentro Massimiliano Lopetrone e riceve proprio lui, Marco Pugliatti. Palla spinta di Fabio Remo, Cavalli e il monster block di Fabio Remo della Jolly sul numero 4. Sì, muro 3 della Jolly, muro interno Fabio Remo. 16-20. Stefano Diana al servizio. Torre tira out. 17-20.
Chiama time out il Letojanni sul 17-20, quelli che si è riportato a -3. Serve davvero un miracolo per la Jolly per poter superare questa corazzata. Peccato davvero, perché nel primo set c'era visto un grande spettacolo. Una Jolly carichissima, sostenuta da un Paola Bonini carichissimo. Adesso tutto sembra spegnersi piano piano. Stefano Diana al servizio. Su Cavalli. Sempre. Sale il numero 3 Nicolosi. No, è impossibile fermarli, Renato, è impossibile. Non si può. 17-21. Quanto c'hanno? Vorrei vedere gli scout e vedere la percentuale di attacchi realizzati. Avranno minimo 90%. Santa Croce riceve Peppe Orlando, schiaccia forte sul fondo, era presente Torre, non è riuscito ad alzare questo pallone. 18-21, si chiude il cambio, rientra Dionisio Di Pasquale ed esce Massimiliano Lopetrone. Out anche questa, non ci voleva. Francesco Bugliatti. Out del servizio. Tantissimi gli errori quest'oggi da parte dei giocatori della Jolly. Francesco Bugliatti, non solo errori al servizio, anche in attacco. Riceve la Jolly, Fabio Remo che viene murato. 18-23. Siamo quasi in chiusura qui al Paola Bonini. Time out chiesto da mister Tomasello. Sembrava promettere altro, lo continuerò a ripetere. La partita, visto l'inizio. E invece Letojanni si è confermato con l'esperienza. Letojanni che ricordo settimana scorsa ha giocato il primo turno, l'andata dei quarti di Coppa Italia Serie B e ha vinto per 3-2. Jolly che invece ha riposato. (18-23) riceve Fabio Remo. Marco Bugliatti, primo tempo con Peppe Orlando, schiaccia e in l'attacco di Nicolosi. 18-24, match point per il Letojanni. Riceve Fabio Remo. Marco Bugliatti, pipe di Dionisio Di Pasquale, presa una paletta con la paletta. Schiaccia forte Ciccio Bugliatti, ottiene il mani fuori. 19-24, primo match point annullato. Ma che recupero abbiamo visto nel campo del Letojanni. Cambio in vista, esce Marco Bugliatti ed entra Raul Spanò. Perché questa cosa non lo so. Chi alzerà poi? Fabio Remo. Fabio Remo. O Santa Croce? Boh. No, Fabio Remo. È chiesto anche chi è il capitano, capito. Perché giustamente se è uscito certo, Marco. È uscito il capitano. Attenzione al primo tempo. C'è un'invasione. C'è un'invasione schiacciata. No, del muro della Jolly.
del muro della Jolly, e quindi Letojanni espugna il Pala Bonini. 3-1 di set, e ricordiamo anche i parziali. Primo set terminato 25-21, secondo set 19-25, terzo set 11-25, quarto ed ultimo set come nel secondo 19-25. Squadre ai saluti sotto rete. Pala Bonini un po' deluso da questa partita, ci si aspettava sicuramente di più dai ragazzi di mister Tomasello, e ovviamente auguriamo anche il meglio a Simone Puntorieri, sperando che si riprenda al più presto dall'infortunio alla spalla rimediato quest'oggi nel corso del secondo set. Quindi vi ringraziamo ancora una volta per averci seguiti in questa diretta. A risentirci alla prossima diretta. Se non mi sbaglio, la settimana prossima la Jolly riposa. No, la prossima siamo a Partinico. A Partinico, vero? Quindi l'appuntamento passerà settimana prossima. Arrivederci a tutti.